Ferragosto, in viaggio da San Cristoforo alla Playa, di Carmelo Guidotto. Seconda opera classificata con menzione di merito nella sezione Racconti autobiografici della prima edizione di Trinachia, Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. Sono le 7 e oggi è Ferragosto. Siamo tutti a letto, tranne mamma e papà. Mamma si arrabatta per finire di cucinare e papà, man mano, sistema tutto per affrontare il lungo viaggio e la lunga giornata. Mamma indossa una semplice vestina, leggerissima e smanicata, suda a più non posso dietro i fornelli, il classico pipigas a 3 fuochi. Anche se in penombra spicca il suo ciuffo bianco tra i capelli, ciuffo che la contraddistingue sin dalla nascita e che si porterà dietro fino alla fine dei suoi giorni, tingendosi sempre i capelli, ma lasciando il suo bel ciuffo bianco. Papà, piccoletto, secco come un'acciuga, più che secco, asciutto, non so se per sua natura o per via del suo lavoro di panettiere. Forse stare sempre davanti alla bocca del forno lo mantiene asciutto. La casa è una sinfonia di odori, odori buoni e odori cattivi. Buoni, quelli che si sprigionano dalle pentole dove mamma prepara le varie pietanze. Brutti, quelli che si sprigionano dai nostri corpi. 5 figli e genitori, tutti a dormire in 2 stanzette a piano terra, col caldo che uccide, sudore a non finire. La porta è chiusa perché dà direttamente sulla strada, una strada senza asfalto, terra battuta. Quando quella porta si apre, nascosta dalla cassina, sembra che arrivi il soffio che Dio spirò su Adamo e gli diede vita. Finalmente la pasta al forno è pronta e le cotolette pure. Mamma e papà ci fanno alzare. Noi, felici al pensiero che saremmo andati al mare, ci alziamo subito, indossiamo i costumi e ci laviamo alla meno peggio, ma deve intervenire sempre mamma a darci una rifinita e a pettinarci. Ci fa sedere in attesa che arrivi il mezzo di trasporto. Mamma si fa bella per uscire e papà la guarda ammirato. Si vede e si sente che si vogliono bene. Indossa un vestito leggero, non prima di essersi lavata e pettinata. Lei non indossa il costume, non l'ha mai fatto, ha vergogna di stare in costume in pubblico. Papà, sopra la canottiera bianca candida, si mette la camicia, si pettina i pochi capelli rimasti e dispone davanti l'uscio le varie pietanze confezionate in attesa del carramatto. La parmigiana sprigiona profumi che parlano, per non sbagliare un po' di mortadella per quando i ragazzi hanno l'anguorino, 2 belle angurie accompagnate da alcune bottiglie di seltz ai vari gusti e dulcis in fondo un bottiglione di vino per i grandi. Finalmente arriva il carramatto dalla traversa, guidato dal palermitano, un monumento all'obesità. Tutti pronti, felici della festa, si va al mare. I più grandi aiutano i più piccoli a salire sopra. Il cocchiere non si sposta di 1 millimetro, non potrebbe. Tutte le pietanze dentro quei grandi piatti di ceramica e avvolti in tovaglie a quadri, mappine, ben legate, vengono messe al centro, come altrettanto la vasca di zinco, che non si capisce a cosa servirà. Salgono pure gli adulti e con un «Harry!» gridato dal cocchiere, accompagnato da uno schiocco di frusta sorta, il cavallo comincia a tirare il carramatto, le 4 ruote cominciano a schiacciare le pietre sulle strade. Tutti felici, bambini e adulti, si va a fare Ferragosto al mare. Il carretto, o carramatto che dir si voglia, attraversa via Sturiale, passa per il cortile della banca ed entra in strada 80 Palmi, via Concordia.
I bambini battono tutti le mani dalla felicità. Un'ombra cala sui visi. Come mai gira a destra verso il Camposanto e non verso il tondicello della playa? L'arcano viene svelato subito. Ci si ferma nel chiosco tra via Scaldare e via Testulla e comprano il ghiaccio. La mattinata è fresca, ma vedere il blocco Balata di ghiaccio ci fa venire i brividi di freddo alla schiena. Il blocco viene infilato in un imbuto e con rumore assordante scende giù a cubetti. Il capofamiglia, mio padre, porge un sacco di juta dove viene messo il ghiaccio che a sua volta viene messo in una vasca di zinco su cui sopra vengono adagiati bottiglie, bottiglioni e angurie per poi coprire il tutto con un altro sacco di juta precedentemente bagnato. Il cavallo fa un'inversione a U e a passi lenti va verso il tondicello della playa. Arrivati sopra il cavalcavia, dove sotto si ammirano tutti i treni fermi e quelli che transitano, il cavallo gira per via Adamo. Il rumore degli zoccoli del cavallo si sposa col rumore delle ruote che saltellano sulla pietra lavica. Via Adamo è una delle poche strade che ancora è come decenni fa. Le pietre, basole, messe a schiena di pesci, così che le ruote dei carri, carretti e carramatti, non entrano in nessun modo tra le pietre. Bellissime pietre, nere, lucide quando piove e grigie quando sono arse dal sole, frutto della fatica di mastri scalpellini che lavorano all'acqua e al vento, al caldo e al freddo. Scende il carramatto fino all'entrata della stazione Acquicella. Il bar è aperto e anche se è un giorno di festa, tanta gente prende il caffè, ma è nell'aria che tutti sono sulla via per andarsi a divertire. Non ci fermiamo, ma tanti altri carri sono fermi, tutti cariche di famiglie, in attesa di ripartire verso i luoghi scelti per andarsi a divertire. In bocca il viale dell'amore, via qui c'è la porta. Cloppete, 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 il rumore degli zoccoli accompagna lo scorrere della strada intervallata da piccoli alberi. Passiamo per la cava, un piccolo campo di calcio scavato nella pietra lavica che confina con la fine di via Belfiore. Cloppete, cloppete. Arriviamo al faro Biscari. Invece di andare dritto verso il mare, giro a destra. Nuvole nere calano su tutti i visi. Parte il primo bambino a piangere. Il mare, voglio il mare. Gli altri bambini cominciano a piangere. Il padre tranquillizza tutti che si va verso il mare, ma mare migliore e più pulito. Non si va al Lido Barche subito dopo il porto, ma più in fondo, dove l'acqua è più pulita. Il carro percorre la strada verso il mercato della frutta di San Giuseppe Lareno. Arrivati al rifornimento Shell, il carro gira a sinistra ed entra dentro il boschetto della playa. Già qualche famiglia si intravede in mezzo agli alberi che si sta sistemando. I bambini schiamazzano in mezzo agli alberi. L'aria è fresca, sono le 8 e la magliettina è piacevole sulla carne. Sono stati giorni di pura canicola. In quelle 2 stanze a piano terra è una condanna. Di giorno si va in strada a giocare, ma la notte in una stanza, la sala da pranzo, è duro passarvi la notte. E meno male che alle 3 del mattino il padre va a lavorare, così che i figli si dividono in 2 stanze e si respira meglio. Cloppete, cloppete, passiamo il maneggio alla nostra destra, ammiriamo le insegne e gli ostacoli per i cavalli. Fatti un altro paio di centinaia di metri, si arriva davanti alla Casa del Sole. C'è la traversa che porta al mare. Guardando verso il mare a destra c'è l'istituto, prigione, Casa del Sole. A sinistra c'è il complesso della piscina comunale. E il carro si ferma, si fanno scendere e si caricano come animali da sono. Ci fanno inoltrare dentro il boschetto. Musi lunghi,
Si perde la speranza di andare al mare. Fatte alcune decine di metri dentro il boschetto, ci si fa fermare in una radura. Posiamo tutto a terra e il capofamiglia, mio padre, tira fuori dalla borsa di mia madre una corda, cerca 2 alberi vicini, s'arrampica, è ancora giovane, lega un capo, scende, sale sull'altro albero e l'altalena è fatta. Scava, anzi fa scavare una buca ai figli maggiori per depositarvi la vasca piena di ghiaccio, bottiglie ed anguri. Cerca uno spiazzo dove stendere 2 coperte, ma accorgo che una è quella che mette mamma nel mio letto in inverno, l'altra è del letto di mio fratello maggiore, ma che mi importa? Già ci stiamo bisticciando su chi deve salire per primo sull'altalena. La corda taglia le carni. Subito papà provvede con un pezzo di legno che tiene in mano la corda e tira ed evita che la stessa tagli le carni. Il capofamiglia trova una soluzione a tutto. È ammirevole. Neanche il tempo di arrivare, sono già le 9. Papà comincia a chiamare tutti. Arrivano altri gitanti e si sistemano vicino a noi, ma a debita distanza. Prende noi 4 più grandi, ci prende per mano e torniamo verso il carro, che non c'è più. Chiediamo dov'è. Ci risponde che verrà la sera a prenderci. Il più piccolo di noi maschi piange vedendoci allontanare, ma lui piange sempre. Rimane mamma, il minore dei maschi, e l'unica femmina, la più piccola di tutti i figli. Imbocchiamo la traversa che divide la piscina comunale con la Casa del Sole e sbocchiamo alla playa. Davanti a noi il mare, non prima di aver attraversato la strada. 2 corsie pericolosissime, 2 valichi di confine. Le auto sfrecciano veloci. Cominciamo a camminare lentamente sulle strisce. Riusciamo a passare la prima corsia, dove le auto sfrecciano verso Siracusa. Conquistiamo il marciapiede centrale. Cominciamo a passare la corsia che va verso Catania. Un colpo di fortuna e passiamo al volo. Conquistiamo il lato mare. Mi sento un novello Colombo. A destra c'è un chiosco, a sinistra il lido arcobaleno ed al centro una lingua di sabbia che scorre fino al mare. Una piccola spiaggia libera, già occupata a macchia di leopardo da tante famiglie. Già il sole comincia a rendere l'aria calda ed insopportabile. Ci fermiamo vicino alla battigia, ci spogliamo, sistemiamo tutte le magliette, pantaloncini e scarpe sopra un asciugamano. Papà fa un fagotto e chiude e chiede alla signora di dare un occhio. Papà, nel suo costume a strisce nerazzurro, come quelli degli altri figli, solo di colore diverso, rosso-nero. Ci fa prendere per mano e correndo ci buttiamo tutti in mare. L'acqua si fa schiuma al nostro passaggio. Si gioca, ci si spinge in fondo a bulluri, si inghiotte acqua salata, ma non interessa a nessuno, siamo in mare. Passa il tempo, papà ci chiama, ci accompagna a riva e ci dice di asciugarci, che dobbiamo tornare da mamma. Ci sediamo ed aspettiamo. Lui si tuffa, a grandi bracciate prende il largo e come un atleta di nuoto di fondo fa un largo giro e torna. Si asciuga con noi al sole. Si è fatta l'ora per tornare. Ci prendiamo nuovamente per mano e facciamo la strada all'inverso. Troviamo meno traffico, passiamo veloci e arriviamo di nuovo al boschetto da mamma. Il piccolo gioca con l'altalena, la spinge vuota. La mamma sta allattando la piccola, è commovente. Sembra la foto di quei quadri di personaggi ritratti da grandi pittori. È bellissima. Abbiamo fame. Quasi lo gridiamo all'unisono. Papà ci dice di aspettare, è ancora presto. Sono solo le 12. Cominciamo a giocare. Chi con l'altalena, chi s'arrampica sugli alberi a ricerca di pigne
per prendere i pinoli, chi vuole fare Tarzan. Si fanno le 13. Mamma comincia a sistemare la tovaglia, mette i piatti sopra le posate. Tira fuori la teglia di maccheroni al forno e con la poletta d'alluminio fa le porzioni. Inizia a riempire il piatto dove è seduto papà e gira fino a finire sul suo piatto. Si serve sempre per ultima la mamma. Iniziamo a trangugiare come affamati, spazzoliamo tutto. Nell'attesa che finisca di imboccare il piccolo, prendiamo la bottiglia con il seltz e il vino. Prendiamo i bicchieri e papà li riempie, seltz ai piccoli, seltz e vino per i più grandi. Per lui e mamma solo vino, loro sono adulti. Le cotolette non arrivano nemmeno nel piatto, le mangiamo con le mani. Già sazi o pseudotali riprendiamo a giocare. Facciamo amicizia con gli altri ragazzi, si gioca a nascondino o a chiappa a chiappa. Si fanno le 16:30. La fame ritorna imperiosa. Mamma tira fuori il pane e la parmigiana. Fa dei panini che il solo profumo ti sazia. Mangiamo, anzi, trangugiamo il tutto. Bicchieroni di seltz con rutto libero finale. Ha voglia papà e mamma a rimproverarci. Scappa qualche scappellotto, ma non ci interessa. Facciamo casino, è festa. Papà tira fuori l'anguria e mamma tira fuori il coltello dalla borsa e comincia a tagliare. Prima taglia l'estremità, lo mette in piedi e comincia a farlo a fette. Quasi esce la bava dalla bocca dalla voglia di mangiare. Comincia a dividere, lo prendiamo in mano. Ogni fetta è più lunga di 50 centimetri. Ci piace partire da una punta e finire nell'altra. È come una corsa a chi finisce prima, una fetta tira l'altra. Già sazi, cominciamo a sbattercelo in faccia, solito casino di quando siamo tutti uniti, soliti scappellotti che volano veloci. Si torna a giocare, non prima di aver ripulito, ammonticchiando tutte le scorze ai piedi di un albero. Giochiamo fino allo sfinimento, le ore passano veloci. Si fanno le 19, arriva il nuovo carretto. Raccogliamo le nostre cose, siamo più leggeri, le borse sono di meno e vuote. Rimane un po' di pane, la mortadella, l'anguria e qualche bottiglia di seltz, oltre a più di metà del vino. Carichiamo il tutto e saliamo tutti sopra. Il carretto si avvia sulla strada del ritorno. Ci lamentiamo perché è presto per tornare, ma il cocchiere ci dice che così eviteremo il traffico del ritorno. Ripercorriamo la strada all'incontrario. Lo sappiamo solo perché ci risvegliano a casa. Ci fanno scendere, scarichiamo tutto. Cerchiamo il letto, ma la mamma ci strapazza per imporci il bagno serale. Ha ragione, siamo pieni di sabbia. Riempie la vasca di zinco, così che oltre al lavatoio, dove si lavano i più grandi, in contemporanea lava i più piccoli dentro la vasca. Ci lava velocemente, ci riempie di borotalco, ci mette tutti a letto felici e Morfeo ci prende tra le sue braccia mentre la notte ammanta la città. Salve, sono Maria Rita Di Mauro, volontaria autobiografa delle Stelle in Tasca. Oggi vi abbiamo proposto questa lettura, spero che vi sia piaciuta e insieme a me c'è. Io sono Luciano Costanzo, sono felice di aver avuto la possibilità di leggere questo testo per voi